Continuano gli impegni della campagna per la sicurezza Io non ci casco. Oggi è la volta della parrocchia della Madonna della Catena a Villa Seta. Ennesimo appuntamento con il progetto Io non ci casco. Siamo qui per la campagna di sensibilizzazione e contrasto all'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. È un progetto itinerante, così come avevamo presentato alla prefettura di Agrigento qualche mese addietro. Abbiamo fatto la parrocchia di San Leone, oggi tocca quella di Villa Seta e Monserrato perché le parrocchie sono unite. Successivamente ci saranno altri incontri in altre parrocchie, ma non solo, ma anche nei centri di aggregazione per i pensionati e nelle sigle sindacali che si occupano proprio dei pensionati. Per fare che cosa? Per dare delle informazioni, dei consigli rispetto a questo fenomeno brutto, molto presente nei pensionati, e quindi vogliamo arrivare a questo impegno, a questa occasione, cercando di aiutare, ove possibile, e prevenire soprattutto. Infatti la presenza delle forze dell'ordine è sempre al nostro fianco, c'è la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Postale che ricopre un ruolo importante in questo settore per quanto riguarda le truffe online, e la Caritas diocesana che ci consente di orientare e governare tutti questi appuntamenti per quanto riguarda le parrocchie presenti sul territorio. Teresa Busso, referente del progetto del Comune di Agrigento Io non ci casco, continua la vostra campagna itinerante. Oggi siamo qui alla Madonna della Catena a Villa Seta. Sì, oggi ci troviamo alla chiesa della Madonna della Catena di Villa Seta per incontrare gli anziani e le persone che vogliono conoscere meglio il fenomeno. Stiamo percorrendo questo lungo viaggio per diffondere, divulgare e sensibilizzare il territorio del Comune di Agrigento attraverso questo progetto Io non ci casco. Il progetto che sta lavorando bene, anche perché il territorio risponde e gli anziani chiamano e chiedono informazioni, e l'aspetto più importante è proprio la presenza dello sportello di ascolto telefonico che permette agli anziani anche di chiedere informazioni e aiuto, anche di chiedere degli incontri nelle proprie comunità locali. Quindi oggi questo è il nostro terzo incontro e incontreremo le persone che vivono in questa comunità e sicuramente continueremo per i prossimi incontri. La prossima settimana già abbiamo programmato un incontro alla Confcommercio con l'ente 50+, per incontrare gli anziani che appartengono a quella comunità. Come valuta questa iniziativa? È un'iniziativa interessante anche perché le nostre comunità non sono fatte solo da giovani, ma sono fatte anche da persone anziane, da persone sole, e quindi questo servizio di conoscenza, di informazione aiuta in particolare quelli che stiamo un po' meglio, che deambuliamo e quindi siamo in mezzo alla gente, di poter aiutare coloro che stanno a casa e possono incappare in queste realtà dispiacevoli. Oggi siamo qui per il secondo incontro organizzato insieme al Comune e alla Prefettura. La campagna si chiama Io non ci casco ed è una campagna contro le truffe agli anziani. Noi come Caritas abbiamo voluto aderire al progetto perché attenzioniamo, tra le tante fragilità, anche l'ambito terza età. Quindi vi capita di ricevere delle lamentele in questo senso? Purtroppo succede anche questo. Ci siamo affidati in questo caso alle forze dell'ordine. Anche negli interventi che ci saranno in seguito ci saranno i vari comandanti delle varie forze dell'ordine.